Fino agli anni 50 i borghi di Movada, Fleur e Redona erano paesi pieni di vita, ma gli interessi economici portarono alla costruzione di una diga sul Meduna, che inondò la valle e i borghi vennero sommersi. Qui però la storia si mescola alla leggenda, che coinvolge il personaggio di Don Basilio, prete nato proprio a Movada nel 1898 e che negli anni successivi alla costruzione della diga, quando il livello dell'acqua era basso, giungeva fino ai ruderi per pregare sui muri di sasso sacrificati al progresso e al profitto. Nella valle si sente ancora dire che la notte, quando i ruderi delle case sono fuori dall'acqua, si vede Don Basilio intento a sistemare i muri crollati. Questo spiega perché, dopo oltre 70 anni, i resti sono ancora in piedi e nemmeno le piene più violente e il terremoto del 76 li hanno abbattuti. Per vedere le rovine del borgo di Movada, quello più scenografico, vi consiglio di passarci durante l'inverno, quando il lago viene parzialmente svuotato per permettere le manutenzioni. Lasciate l'auto a Pecol, dove c'è l'albergo ristorante da Febo, e scendete sul sentiero che viene mantenuto proprio dai proprietari del locale. Salva il video se pensi che possa esserti utile in futuro.